Claudio Cecotti tratterà l'argomento dell'astrolario di Arzarcadia. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, il problema che noi incontriamo sistematicamente quando dobbiamo fare una misurazione delle ore è determinato dalla posizione del Sole nel cielo, rispetto all'equatore ovviamente, e anche rispetto a noi che siamo gli osservatori. È chiaro, come ha spiegato il professore, dipende dalla nostra posizione, se il Sole per esempio arriva allo zenit, non arriva allo zenit, è all'orizzonte, è una posizione anche relativa. Allora, per capire il meccanismo con il quale funziona questo astrolario, cerchiamo prima di introdurci un attimo in quello che sono i sistemi di coordinate, molto semplici, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Allora, se questo è il luogo in cui c'è l'osservatore, qui ci troviamo noi in qualunque momento, questa è la parte di cielo che è direttamente sopra la nostra testa, il polo si troverà in posizione inclinata, come avviene normalmente, cioè la stella polare non sarà mai sopra di noi, almeno che noi non ci troviamo al polo nord. E la posizione di qualunque stella nel cielo, che è quella del Sole ovviamente, sarà determinata essenzialmente da due elementi, cioè la distanza angolare dalla direzione sud e quella che interessa maggiormente a noi, l'altezza rispetto all'orizzonte. Allora, è chiaro che nel corso del giorno l'altezza del Sole cambia, va dall'orizzonte, arriva a un massimo e poi scende al minimo dalla parte. Questa situazione è molto interessante e a un certo momento potrebbe essere presa come indicatore per determinare l'ora. Passiamo allo successivo. Il Sole però, rispetto a quello che è il polo nord e il piano dell'equatore, ha altre coordinate e in particolare quella che interessa a noi è questa coordinata che è corrispondente alla coordinata che in geografia si chiama latitudine, in astronomia viene chiamata declinazione, ma i termini sono esattamente gli stessi. Cioè il Sole in determinati periodi è più basso vicino all'equatore, addirittura va sotto l'equatore, fino a 3 gradi e mezzo quando si trova l'altro del Capricorno, e arriva in questa posizione più elevata quando è al Tropico. Quindi questi sono i due elementi fondamentali che ci interessano: l'altezza del Sole rispetto al nostro orizzonte, l'altezza del Sole rispetto all'equatore. Due elementi soltanto. Vi sembrerà strano che io trascuro tutti gli altri, cioè tutte quelle misure angolari sull'equatore, ma capiremo meglio. Andiamo avanti. Il problema è questo: nel misurare il tempo noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Se il Sole fosse sempre nella stessa posizione rispetto all'equatore, o si trovasse sempre all'equatore, cosa ancora più pratica, sarebbe molto facile conoscere l'ora, perché basterebbe conoscere l'altezza del Sole. La sua posizione si ripete ugualmente tutti i giorni e noi non avremmo bisogno di alcun altro elemento. Allora, perché questo non avviene? Perché, come abbiamo visto, il Sole qualche volta è più basso, qualche volta è più alto rispetto all'equatore, e questo porta anche a differenti altezze rispetto alla nostra posizione. Quindi l'altezza del Sole non può essere considerata un indicatore dell'ora se non è associata alla sua posizione rispetto all'equatore. Noi abbiamo bisogno di conoscere tutti e due i fenomeni, l'altezza rispetto al nostro orizzonte e la distanza dall'equatore. Ecco, però è anche vero che questi due elementi ci permettono senz'altro di sapere dove si trova il Sole. Cioè, sono due elementi minimi che noi però dobbiamo conoscere. Come facciamo a conoscere questi due elementi? Allora, per quel che riguarda la posizione del Sole, c'è tutto il calendario. Le posizioni del Sole rispetto all'equatore si ripetono ciclicamente in un anno. Noi possiamo fare un calendario, un grafico e avere esattamente le posizioni del Sole rispetto all'equatore. Per quel che riguarda la sua distanza dall'orizzonte la misuriamo al momento, basta una semplice asta verticale piantata nel terreno, prendiamo una misura e possiamo determinare l'altezza del Sole rispetto all'orizzonte. Andiamo avanti. Qui è chiaramente mostrato come avviene il fatto che il Sole non è
sempre nella stessa posizione rispetto a noi. Vedete, questa è la Terra e viene rappresentato in modo apparente del Sole nel cielo. Questo nel ciclo di un anno. Questo è dovuto al fatto che l'orbita della Terra è posizionata in questa maniera, ma la Terra sull'orbita è inclinata. Questo è diciamo, una situazione reale. Questo è quello che noi vediamo considerando la Terra al centro dell'universo e consideriamo il movimento del Sole. Quindi noi abbiamo detto bisogno di due elementi: conoscere la declinazione, come ho detto, è della latitudine del Sole nel cielo, e conoscere l'altezza del Sole rispetto a noi. La declinazione l'abbiamo disponibile perché basta studiarlo per un anno, studiamo, è un dato che andiamo per acquisire. Questo invece lo misuriamo di volta in volta. A questo punto, come utilizziamo questi due elementi per determinare l'ora? Siamo alla prossima. Allora, come determinare l'ora? In effetti non sarebbe difficile. Non sarebbe difficile oggi che disponiamo di magnifici calcolatori tascabili, metteremo un programmino, mettiamo dentro due numeri e ricaviamo l'ora. Questo è un giochetto che però non era possibile in passato. In passato perché non era possibile? Perché prima di tutto non avevano questi giochetti, per adesso sono dei sistemi no? E non c'erano nemmeno i numeri adatti per fare velocemente questi calcoli. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che per fare un calcolo bisogna avere un sistema numerico adeguato, ma non basta un sistema numerico adeguato, bisogna aver studiato determinate tecniche di calcolo, bisogna avere delle tavole trigonometriche, quindi una notevole complicazione. Allora, come si risolve questa complicazione? Si risolve costruendo degli strumenti di calcolo analogico. Gli studenti di una certa età, o la mia per esempio, ricorderanno che invece delle calcolatrici si usavano dei regolo calcolatori. Il regolo calcolatore è un esempio di calcolatore analogico. Spostando determinate parti dello strumento si eseguivano somme, moltiplicazioni, eccetera. La meridiana non è altro che uno strumento analogico, in quanto sono prestudiate le posizioni del Sole e della sua altezza, e noi attraverso delle tracce che facciamo, quindi le curve e le rette che segniamo nella meridiana, noi già otteniamo il calcolo finale e stabiliamo quelle che l'ora. Un altro tipo di strumento di carattere analogico sono per l'appunto gli astrolabi. Gli astrolabi sono una famiglia di strumenti. Solitamente noi parliamo di un astrolabio che è quello lineare che si trova anche nei negozi adesso per conoscere la posizione del cielo, delle stelle e via avanti. Ma esistevano anche altri astrolabi che erano degli strumenti di calcolo, strumenti che con immediatezza e facilità trasformavano determinate misure. Ecco, andiamo avanti. Ecco, io adesso vi presento le parti dell'astrolabio di Arzacchini. Questa parte voi la vedete inclinata a circa 45 gradi, la nostra latitudine. Rappresenta così come noi vediamo la volta celeste. Questa è la direzione del polo nord, questa è la direzione ovest, queste ci danno le ore precedenti e che seguono le ore 6 del pomeriggio. Ognuno di questi archi è distanziato dal precedente di 15 gradi. Qui segniamo invece la posizione del Sole, la latitudine, che torno a dire in astronomia si chiama declinazione del Sole, la posizione nel cielo. Su questa retta noi possiamo tracciare un calendario delle posizioni del Sole. Per esempio qui il Sole si troverà il 21 di dicembre, qua il Sole si troverà, cioè qui il 21 di dicembre, qua si troverà il 21 di giugno, questa è la posizione degli equinozi, quindi il 23 di settembre, il 21 di marzo, e via via noi potremo segnare tutte le varie date delle varie posizioni del Sole. Quindi la posizione del Sole in questo caso risulterebbe facilmente determinabile per ogni data. Primo elemento del nostro calcolo, la posizione del Sole rispetto all'equatore, l'abbiamo praticamente in questo strumento facilmente rilevabile. Passiamo alla successiva. Questa invece è la stessa proiezione della volta celeste vista da noi con il nostro orizzonte di riferimento. Questo è il nostro orizzonte, questo è lo zenit, cioè il punto che sta sopra la nostra testa. Qui sotto abbiamo il nadir, che è il punto opposto,
e queste linee rappresentano le linee di diversa altezza che può avere il Sole. Qui collocheremo su una di queste linee il Sole. Quando noi misureremo l'altezza del Sole, collocheremo in questa posizione il Sole. Andiamo alla successiva, vedete che c'è un po' di confusione, ma noi vedremo che c'è un ordine in questa cosa. Allora, prima operazione, dove è il Sole? Per esempio prendiamo che il Sole si trovi all'equinozio, al solstizio d'estate, quindi si troverà su questo parallelo, su questo parallelo. Noi misuriamo l'altezza del Sole e diciamo che abbiamo trovato che il Sole ha un'altezza di circa 40 gradi. Allora noi andremo qui a 45 gradi e sappiamo che l'altezza è su questo. Dove si incontrano le due linee? Si incontrano qui. Ecco, si incontrano qui, noi seguiremo a questo punto il meridiano e diremo che mancano 3 ore. Questo strumento permette immediatamente di ottenere l'intervallo di tempo che ci divide dal tramonto, in questo caso perché è orientato a est, oppure dalle ore 6 dell'alba, quindi dalla parte opposta se noi orientiamo diversamente l'altra parte. Questi strumenti hanno, oltre a questa applicazione, avevano un notevole numero di applicazioni in altri tipi di conversione di calcoli che venivano normalmente fatti in astronomia e sono fatti tuttora, solo che oggi li facciamo con le formule matematiche e otteniamo immediatamente i risultati. Sono strumenti quindi che al pari, per dire, del regola calcolatore, sono strumenti di calcolo anatomico. Quindi, come ho fatto vedere, si tratta di trovare su uno dei due dischi la posizione del Sole, sull'altro l'altezza del Sole, il punto di incontro, percorriamo la linea e arriviamo alla linea dell'equatore dove sono segnate le ore che ci separano dalle ore 6 o del tramonto. Ecco, passiamo alla successiva. Questo strumento di conversione erano molto diffusi e nel caso nostro abbiamo questo che fu studiato da questo Ibn al-Fadl di Toledo, quindi siamo nella Spagna moresca nell'XI secolo. Noi non abbiamo notizie dirette di queste, però abbiamo una trattazione del 1263 da parte di questo Profazio Stuponides. I Tiponidi sono una famiglia molto nota nel campo della scienza, dell'astronomia, perché furono dei traduttori di opere arabe sia in latino sia in ebraico e operavano nell'area della Provenza. E in questa traduzione lui ha chiamato questo lavoro a Safra al-Zacheris, perché ha latinizzato questo nome, e Safra proprio in arabo vuol dire disco. Nel mondo scientifico proprio questa determinazione ha fatto sì che basta dire la Safra, sappiamo tutti di cosa si tratta, perché non vuole nemmeno dire l'autore, talmente questo lavoro è noto. Ecco, passiamo alla prossima immagine. Ecco, io ho voluto farvi vedere come erano ideati questi strumenti. Oggi lo strumento che noi abbiamo è universale, nel senso che io posso inclinare diversamente i due dischi, quindi lo adatto a tutte le latitudini. Lì avete visto un disco inclinato di 45 gradi, ma in questo che ho con me io posso fare questo tipo di rotazione e vedete che io posso adattare l'inclinazione a ogni latitudine. Quindi questo strumento è portatile, me lo porto dietro, basta che io sappia che latitudine è, regolo secondo latitudine dello strumento, c'è il calendario che mi dice la posizione del Sole, misuro l'altezza e per ora di pranzo so comunque lo strumento risolve egregiamente il problema. Questo invece, vedete, è uno strumento fisso perché chiaramente è costruito con una griglia fissa, però vi dà l'idea di come erano costruiti, sono ovviamente tracciati su grondo e hanno, soprattutto vi faccio notare la numerazione, tanto per richiamarci al discorso. Questo strumento fu fatto da Ibn Shapir, che oltretutto ha costruito la meridiana che si trova nella ex chiesa di San Giovanni Damasceno, che poi è diventata la maggiore moschea di Damasco, che era prima tempio romano ovviamente, che poi
questi passaggi camminano uno dietro l'altro, e che appunto riproduce questo schema. La numerazione, siamo già nel XIV secolo, era ancora, nonostante ormai si conoscessero le cifre indiane, è ancora fatta con lettere dell'alfabeto. Quindi vedete che le possibilità di fare dei calcoli con questi strumenti non c'erano. Bisognava, cioè con questi strumenti numerici, bisognava per forza ricorrere a queste tecniche, e queste tecniche sono molto importanti perché prima abbiamo tenuto, diciamo, queste idee importanti, ma dietro a questo c'è anche lo sviluppo della mnemonica, perché anche la mnemonica fissa, ovviamente, perché in questo caso abbiamo delle meridiane fisse, quindi degli strumenti localizzati in un determinato posto, con una determinata latitudine, determinate caratteristiche, non sono altro che un altro aspetto di questo tipo di scienza, in questo caso molto più semplice, molto più adatto alla lettura.